Il Vangelo che abbiamo ascoltato dice qualcosa di importante della sua vita e del suo atteggiamento interiore. Era un operaio della primissima ora, entrato a servizio nella Chiesa giovanissimo, ed era cresciuto nel ministero legando il suo nome per tutta la vita a questa parrocchia che aveva amato e servito per più di 63 anni. Potremmo dire che erano cresciuti insieme, lui e la parrocchia. Qui, appena 2 anni dopo la sua ordinazione presbiterale del giugno del 54, era diventato parroco, trovando, come raccontava sorridendo, solo la chiesa parrocchiale. Da allora non si era fermato più, comprando e costruendo una realtà davvero prodigiosa, oggi visibile e a disposizione di tutti. Durante il primo lockdown si era attrezzato per sostituire le visite agli anziani del martedì pomeriggio, così mi sembra di ricordare circa il giorno, essendo vietati gli spostamenti, con il telefono, così che non mancasse a nessuno almeno il segno della presenza e la parola della fede, quella che aveva spezzato con generosità, e quindi dell'incoraggiamento e del conforto. Ci ha fatto un po' a tutti da babbo, in qualche modo. È stato un uomo particolare, oltre che sacerdote, ha saputo coniugare, diciamo, le esigenze spirituali con quelle materiali. Basta vedere le opere che sono state realizzate nella nostra parrocchia, dall'asilo nido al centro pastorale, al circolo parrocchiale. Un esempio veramente di vita, ha dato tanto amore a questo paese e tutte le persone lo ricordano con tanto affetto. Si vede il paese pieno, Don Uberto se lo meritava proprio. Ciao Don Uberto, ti vogliamo tanto bene.